Io sono Liliana, sono nasciuta e vissuta in Peccia e sono come sono qui per provare a tornare a vivere la ricetta di mia nonna, che mi ha insegnato e che non smentei, sono sapori di una volta che ti resti per tutta la vita. Sono lieta, sono nasciuta anche io in Peccia, è la prima volta che vengo a casa che poi bellissimo e sono da una mano Liliana. E sono in casera Bernon. La casera una volta era il posto che i vecchiarsi che venivano in monte a fare di mangiare, facevano il formati. E mio nonno, quando gli doveva arrivare qualche a pita, chiamava mia nonna e diceva «Gianta un po' di agata al chialderuccio che faceva la polenta perché arrivi in cheia, sono presi fan». Una volta ci cavevi e se avevi una cartufola la dividevi in parrucchi. E a me che questo non io smenterai mai perché sono stata in questo alla mia infanzia, che la polenta aveva un altro sapore, allora chiamavano appunto togli voras, perché era il più veloce e quando venivano da lavoro e si mangiava che togliato con la polenta calda. Tutta pochino alla volta e tutto. Si faceva un suvin claro per mettere al tocco con la scotta, perché aveva di venire proprio un po' di mangiare con la polenta. Una roba semiliquida. Dopo si mette qui la spoglia, si butta un po' di cipolla tagliata, si gratta la scotta, si la mette dentro e si giunta questa zuff. Ecco come si soffrigge e dopo si butta la scotta. Sto di grattare la scotta. Che è un po' più fresca, un po' più fatta perché deve venire esaurita. Avevo dato un po' di latte perché si disfi un po' la scotta, perché deve venire come una specie di crema. Non si lascia in balda, si mette un pochino di pepe perché vedi esaurito e si lascia in balda perché se lasciava in balda perché si faceva la polenta. Allora, come tagli la polenta da dins, che una volta chiamavi così come chiami gnocchi, e la scialini con il latte e dopo i butti in parzora, i formati e la spoglia vestita. Ci calvoresi di bolli, che risuiassi il latte e scialda la polenta. Come mettevi il formati e dopo si butta sopra. Di mascella un momento e questa è la polenta cuciata che facevamo una volta perché era una roba che era accessibile a tutti, che la spoglia l'aveva in duccia perché aveva in la vacca, la polenta l'aveva in duccia, formati e enchia.